Prossimamente su Sesta Rete, anzi per essere esatti giorno 19 maggio, l'appuntamento con Penalty Award, ovvero un appuntamento dove verranno premiati i migliori giocatori, i migliori dirigenti, i migliori tecnici dei campionati dilettantistici, saranno premiati i campionati di eccellenza, di promozione, di prima categoria. 19 maggio, Teatro Moderno di Mascalucia a partire dalle 20:30, ingresso gratuito, una puntata speciale sarà dedicata a questo premio proprio a conclusione anche della stagione 2013-2014 del nostro appuntamento. Appuntamento che adesso vede la presenza di Alessio Patti per quanto riguarda il campionato di prima categoria e per la bella finestra dedicata al calcio a 5. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Campionati di prima categoria che si sono conclusi, qualche novità oppure già verdetti orientativamente già definiti? Le prime classificate le avevamo già nelle scorse settimane, si sono definiti play-off, play-out e ultime retrocessioni. Qualche sorpresa? Oh, No, nessuna sorpresa. Benissimo, e allora subito con i 4 gironi che non vediamo in schermata, però ci puoi dare già il quadro delle squadre che passano in promozione. Lo facciamo dopo? Va bene, sì, lo facciamo dopo. Perfetto. Allora a questo punto invece leggiamo subito i risultati del girone A appunto della prima categoria. Borgata Terenove che ha vinto ormai da parecchie settimane questo girone. Guardiamo i risultati e poi li commentiamo appunto insieme ad Alessio. Borgata Terrenove, Bonagia Sant'Andrea 6-0. Equip Comprensorio Palermo, Campobello 3-0. Dono Orione, Città di Casteldaccia 0-4. Città Isole delle Femmine, Ezio Roma 1-0. Iatina Promonreale, Partinico Audace 3-1. Bolognetta Sparta Palermo 9-1. Riposa Bagheria. E il Lampedusa, come tutti ben sanno, si è escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Guardiamo la classifica e possiamo capire che, come abbiamo detto già da qualche settimana, la Borgata Terenove nella provincia di Trapani ha vinto alla grande questo girone A del campionato di prima categoria. Il commento anche di Alessio. Sì, Ettore, Borgata Terenove che aveva già raggiunto la promozione nelle scorse settimane e sapevamo anche che la finale playoff che vedeva già qualificata l'equipe Comprensorio Palermo doveva vedere ancora la sua seconda finalista che uscirà da Partinico Audace, Città di Casteldaccia. La bagarre del girone A riguardava i play-out con Iatina, Sparta Palermo, Campobello, Bagheria, Donorione ed Ezio Roma invischiate per evitarli. Lo Iatina Pro Monreale ottiene una fantastica vittoria per 3-1 sul Partinico Audace e si salva, nonostante la sconfitta 9-1 col Bolognetta si salva anche lo Sparta Palermo e la griglia dei play-out vedrà Campobello, Donorione e Bagheria Ezio Roma. Retrocessa in seconda categoria purtroppo da qualche giornata il Bonagia Sant'Andrea. Benissimo, è stato un girone un po' a senso unico perché tutti sanno che all'interno del gruppo del Borgata Terenove insomma c'erano dei giocatori anche di una certa esperienza, un po' avanti con l'età, però di grande spessore tecnico che probabilmente hanno fatto la differenza, no? Su tutti i barracchi. Nei campi di prima categoria l'esperienza è la cosa più importante. Il Borgata Terenove è stato primo dall'inizio dell'anno, non credo sia un caso. È vero. Marzio Gaudioso, barraco ultra quarantenne che comunque trascina questo Borgata Terenove in promozione, un po' sorprende, no? Però fa piacere che ancora insomma questi giocatori che hanno comunque segnato un'epoca nel calcio soprattutto tra Palermo e Trapani continuano a giocare. E Catania, Barraco. E Catania anche a Barraco, seppur in una parentesi limitata. Sì, proprio accennavamo a questo. Innanzitutto l'elemento da mettere in rilievo è la passione. È evidente che gente quando che c'è passione, voi avete avuto un portiere che ha giocato a Bronte, quanti anni aveva? 43 e oggi un altro nome, ti dico, che è andato a segno contro di noi, una bella figura che è quella di Vico Imbrosciano, anche lui che salutiamo, a 40 anni a luglio. Sappiamo che probabilmente con voi è stata l'ultima partita perché so che appende le scarpette al chiodo, almeno me lo ha comunicato mister Orefice qualche settimana fa. Però sono begli esempi, veramente, certo. Comunque che al di là non esistono soldi, non esiste successo, esiste passione. Il puro dilettantismo. Passione. Bene.
E adesso parliamo del Trecastagni, subito i risultati, poi abbiamo il commento anche di due giocatori che hanno trascinato la squadra pedemontana verso categorie probabilmente molto più importanti. Parliamo del girone E, i risultati, la classifica e poi la griglia dei play-out e play-off. Desport Gaggi, Calatabbiano 2-3. Milo, Città di Acicatena 3-1. AC Bonaccorsi, Messina Sud 2-2. Lineri Mister Bianco, Real Santa Venerina 3-2. Robur Russo Sebastiano 2-1. AC Sant'Antonio, Sporting Club Giardini 3-0. Ionica Football Club Trecastagni 1-1. In classifica il Trecastagni raggiunge quota 61 e poi c'è questo Calatabbiano Aci Sant'Antonio che continuerà insomma a far sì che i sogni sia per la squadra del Calatabbiano che per l'Aci Sant'Antonio insomma proseguino. Il commento di Alessio, come vedi questo scontro finale a questo punto in prospettiva playoff? È una tripla, Ettore, 1x2 si Addirittura. direbbe, sì, perché entrambe le squadre sono attrezzate per il salto di categoria. Il Calatabbiano tra le mura amiche ha dimostrato veramente di essere un osso duro, però dall'altro lato l'Aci Sant'Antonio ha forse un organico da un punto di vista tecnico un attimino superiore. Oggi si aspettava quale fosse il campo di questa finale. Calatabbiano ospiterà quindi la finale playoff che deciderà chi andrà alle fasi successive e in promozione. In ottica play-out, Lineri Mister Bianco, Real Santa Venerina erano le due squadre che appunto avrebbero fatto i play-out, però nell'ultima giornata si è giocata la medesima partita, Lineri Santa Venerina è finita 3-2 e quindi Lineri vincendo per 3-2 si è garantito di giocare in casa, la finale play-out. Retrocedono invece Messina Sud e Giardini che erano già retrocesse la scorsa settimana. Allora, adesso parliamo con due rappresentanti del Trecastagni, è stato un campionato insomma un po' particolare, siete partiti alla grande, parlo con Roberto Balsamo, siete partiti alla grande, poi c'è stato un momento di pausa, il Calatabbiano sembrava insomma pronta per agguantare la possibilità del primo posto, poi siete ritornati alla grande e non ce n'è stato probabilmente più per nessuno. Che ne dici? Com'è andato per te il campionato? Diciamo che noi dalla quarta del girone d'andata siamo stati in testa, abbiamo chiuso il girone d'andata appunto con circa 6 punti di vantaggio. È vero. Poi c'è stata Diciamo, questa lampadina che si un è piccolo calo spenta. fisiologico, devo dire, perché abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta. Sì, ci può anche stare. Guarda. Il Calatabbiano ha avuto anch'esso appunto un calo insieme a noi, quindi, E quindi ne siete abbiamo stati approfittato. fortunati. Anche se alla Effettivamente fine abbiamo fatto 61 punti che penso sono tanti. Abbiamo gestito diciamo il vantaggio. il Queste giorno sono dopo. alcune foto che abbiamo proprio a dimostrazione che eravate e siete anche un bel gruppo, avete Sì. costruito questo successo non soltanto in campo ma anche con uno staff tecnico di assoluta importanza. Adesso il prossimo anno che fate? Rimanete? Ci saranno dei cambiamenti? In società cosa bolle in pentola? Hai già avuto notizie sotto questo Già punto adesso di la vista? squadra non c'entra niente con la categoria. Lo sappiamo. Diciamo che è tutta gente che ha fatto eccellenza, promozione, È vero. Serie D, anche Giovanni Costanzo ad esempio gioca tra i professionisti. Certo. Secondo me basta poco per renderla già competitiva per la promozione. Vuoi fare qualche suggerimento al mister? Vuoi dare qualche giocatore che... No, questo se ne occupa la società. Certo. Comunque secondo me con 4 elementi Potete fare un grande un campionato, grande campionato in promozione, anche il promozione. livello attuale che c'è. Certo. Secondo me poi. Certo. Cosimo, ha detto bene Roberto, con qualche elemento non è escluso che il mister e la società possono aspirare a fare anche un campionato di importanza. Guarda Ettore, la squadra all'inizio è stata costruita solo e esclusivamente per fare la promozione. Quindi poi dopo vari problemi che ci sono stati in Lega, perché non volevano che Trecastagni disputasse il campionato di promozione, fortunatamente la maggior parte dei grandi ci siamo calati nella mentalità di fare la prima categoria che nessuno di noi Aveva fatto. E posso dire che ad oggi siamo abbastanza soddisfatti per come sono andate le cose, perché è stato un campionato veramente difficile. Difficile, perché poi vincerlo alla fine bisogna avere anche delle qualità. Non peraltro, però quando vai a incontrare squadre come Trecastagni che sono state sempre in eccellenza, poi ci sono, oltre questo, anche se non abbiamo un gran Coltello tra i pubblico, denti, tu dici. però vedono anche
giocatori che ci sono. E questo lo dimostra l'ultima partita che abbiamo fatto noi Infatti lo diceva bene Roberto. fuori casa sabato, fino all'ultimo loro non avevano niente da chiedere al campionato, noi neanche, quindi È stata loro una battaglia avevano anche la a questo voglia di caso. vincere. Beh, questo vuol dire che si onora il calcio, però Questo, cosa? infatti l'importante è quello, Giusto. onorarlo sempre, non... Che messaggio vuoi dare al presidente per la prossima stagione? Tu da capitano? Ma io l'unica cosa che posso dire al presidente è che si riprenda più in fretta possibile, perché ha avuto purtroppo nel giorno dei festeggiamenti ha avuto un piccolo incidente e quindi Ah, bene, allora... per questo non è qua oggi. Ah, ho capito, quindi Quindi anche noi a in questo nome caso della ci squadra gli associamo al tuo siamo augurio. vicini a lui e soprattutto, anche se ultimamente Salvo Chiaramonte non è stato citato, no? Perché da un mese e mezzo ho avuto un incidente e quindi Anche gli questo è faccio stato in un bocca al giocatore lupo. importante di E categorie gli dico importanti. che questo, che da quando è arrivato lui a dicembre ci ha dato anche una grossa mano. Benissimo, mi auguro anche una pronta guarigione, chiaramente. Sì, quello senza dubbio, e poi l'anno prossimo ripartire. Certo, certo. Ettore, colgo Adesso l'occasione per correggermi, perché il play-out fra Lineri Mister Bianco e Real Santa Venerina non si giocherà, retrocedono direttamente Messina Sud e chiedo scusa, Tremestieri e Adrano. Ah, perfetto, giusta precisazione. Ok, allora a questo punto passiamo al girone F del campionato di prima categoria. Anche in questo girone qui abbiamo una bella rappresentanza. Vittoria straordinaria della città di Valverde, con poi anche questo città di Catania che sino all'ultimo, insomma, vi ha dato fastidio, nel senso buono della parola, ci mancherebbe. Vediamo i risultati, il commento di Alessio e poi abbiamo anche una piccola sorpresa a grande richiesta per il Valverde. Real Adrano, Belpasso 0-2. Città di Catania, Città di Maletto 5-3. Tremestieri Etneo, Cometa Biancavilla 3-0. Ciclope Bronte, Città di Valverde 2-2. Città di Randazzo, NBA Mister Bianco 6-1. Città di Mascalucia, Real Città di Paternò 0-2. Gravina San Paolo, San Giovanni La Punta 3-0. In classifica Città di Valverde con 61 punti, il Città di Catania con 59 e il Città di Randazzo con 57. Il commento di Alessio e poi sentiamo anche tutto il gruppo dirigenziale, ma soprattutto anche il mister La Rosa su questa bella cavalcata della Città di Valverde. Sì, Ettore, siamo più curiosi di sentire i commenti perché la classifica era già decisa nelle scorse settimane. Il Città di Valverde è già promosso, Città di Catania e Città di Randazzo è la finale playoff e l'unico verdetto emanato questa settimana è la retrocessione sono le retrocessioni di Tremestieri Etneo e Real Adrano, con il San Giovanni La Punta che ottiene una salvezza in extremis e ringrazia il Belpasso per aver battuto appunto l'Adrano fuori casa per 2-0. Allora, la sorpresa è anche un po' un'improvvisata, riguarda anche una telefonica perché abbiamo in linea il direttore sportivo della San Pio, Sergio Anfuso. Sergio, mi senti? Sì, forte chiaro, ciao, buongiorno. Buongiorno, ben trovato anche a te. Allora, so che vuoi fare i complimenti a tutto il Città di Valverde, ma in modo particolare naturalmente al presidente Sapuppo, no? Io voglio fare intanto i complimenti a tutti i presenti perché tutti sono vincitori oggi. Abbiamo anche il Tre Castagni, certo, ci mancherebbe. Infatti, poc'anzi guardavo la trasmissione, guardavo i due giocatori del Tre Castagni e mi domandavo come mai sono in prima categoria, però vabbè, ho capito dopo averli ascoltati, dopo comunque aver capito la vicenda che hanno dovuto passare. I complimenti ovviamente va tutta la città di Valverde, in particolar modo appunto al presidente, al mio caro amico Saro Lodani che comunque si è sempre messo la faccia, la passione, la voglia e finalmente è riuscito ad ottenere quello che è sempre previnciale, che secondo me è ancora un briciolo di quello che lui vuole fare insieme appunto al compagno di... Insomma, grandi progetti allora, grandi progetti. Sì, mi meraviglia solo la mancanza di un terno importante che è l'amico Sergio, che oggi lo vedo in diretta. Come mai? Con i suoi saluti io bene. impegnato con la famiglia. Benissimo. Mezzo di salutare, Dopo anzi, una stagione giustamente è una domenica di riposo, ci può anche stare, tu puoi comprendere, essendo anche tu
uno che segue la squadra praticamente 24 ore su 24. Infatti, voi sapete che con Sergio c'è un aspetto che va oltre il calcio. E poi, perdonatemi, però il cuore va a quelle due persone che sono dietro, uno è Gigi La Rosa che fin dall'inizio della stagione ha detto che quest'anno era l'anno di tutto per lui, e poi un altro amico che per il secondo anno consecutivo vincente, perché l'anno scorso ha vinto con me, quest'anno ha vinto con voi, quindi Martin, l'amico Marzio, veramente uno degli elementi principali di chi è la fortuna di chi delle squadre che lo prendono dentro. Marzio sa il bene che ti voglio, la capacità e l'esperienza che ha accumulato in questi anni, può solo dare una mano all'amico Tauro e alla Presidente, che comunque stanno costruendo veramente qualcosa di bello per quello che oggi purtroppo il calcio può dare, perché oggi è vero, società come Valverde purtroppo sono delle chimere. E la cosa più importante è che il team, quando è vincente, non si deve spostare, nel senso che deve continuare a lavorare su quella linea. Ma io sono assolutamente, anche perché è vero che il discorso è la differenza del Valverde con le altre squadre è che il Valverde non è una società, è un gruppo di amici. E questo è importante, soprattutto nel settore dilettantistico. Quando diciamo, sono venuto a sapere di come gestiscono loro la squadra, io sono rimasto meravigliato perché, e qui perdonatemi la presunzione, c'è il zampino di Saro e dell'amico Sergio, quando loro organizzano le classiche, passatemi il termine un pochino grottesco, a gusto e mangia, per loro è una festa, e per loro è una cosa che non fa nessuno. Infatti quando sentivo in passato Città di Catania, io ho sempre detto Città di Verde vincere il campionato perché è una squadra che lo vuole vincere. Il Città di Catania lasciamo stare nei miei commenti su questa squadra, però dai, non facciamo polemiche, Sergio, dai, no, anche perché manca qualcuno del Città di Catania non può risponderti. No, non è una polemica, No, ci mancherebbe, però era giusto sottolinearla questa cosa. No, quando calcio, io guarda, ho sempre detto che comunque nel campo la Città di Catania non aveva dei momenti sicuramente di stessore che può avere il Città di Verde. Gigi La Rosa è un grandissimo tecnico e perdonatemi, diciamo la prima categoria della promozione secondo me li stanno stretti. Io l'ho sempre detto, sono d'accordo. Secondo me fra qualche anno si dovrà fare il salto di categoria. Benissimo, ti ringraziamo per questa tua bella Grazie, telefonica. Sergio. Grazie e in bocca al lupo per la tua San Pio X. Grazie a Sergio Anfuso, direttore sportivo della San Pio, che partecipa al campionato di eccellenza. Ti ha chiamato però in causa, devi dare a questo punto una tua risposta, probabilmente anche come sunto finale di una stagione importante che ti ha visto protagonista. Sergio è un amico, quindi ha usato dei superlativi anche. È stata una stagione importante perché comunque confermarsi a grandi livelli è sempre molto difficile e c'era questo Città di Catania che non vi ha mollato un attimo praticamente. Sì, anche il punteggio finale dice che loro chiudono a 59 punti, sì. Quindi hanno fatto un grandissimo campionato. Noi secondo me, uno perché abbiamo fatto più punti, due perché avevamo probabilmente diciamo, la rosa di giocatori più ampia e qualitativamente più importante. È servita questa cosa? È servita e devo dire, come ho detto già altre volte, da questo punto di vista i ragazzi sono stati molto bravi a gestire anche diciamo, le rotazioni che con una rosa così ampia era importante trovarsi pronti sempre. Allora io voglio fare una carrellata velocissima con tutti perché a grande richiesta vogliamo riproporre il video che abbiamo presentato la settimana scorsa proprio sul Valverde, perché sono arrivate nella nostra email tantissime lettere dicendo che questa cosa è stata molto emozionante. Allora vi do 20 secondi velocissimi a tutti e poi guardiamo il video perché siamo in ritardo. Presidente. Io volevo dire un ringrazio alla Rosa perché ha saputo diciamo, mettere questo gruppo e guidarlo benissimo. Poi vorrei dire un'altra cosa ancora, che la vittoria di questo campionato la dedichiamo a un nostro carissimo tifoso, il papà di Ciccio Lo Cicero, Pippo Lo Cicero, che ci è venuto a mancare in maniera settimane fa, e la dedichiamo veramente, questo possiamo fare e questa è una cosa questo bella. abbiamo fatto e poi tutto è complimenti, lo sport continua. Velocissimo, sì, io ringrazio Sergio Anfuso per la telefonata. Come ha detto lui, questa squadra, questa famiglia è nata attorno ad un focolaio
e io ringrazio tutta la famiglia Valverde in particolare. Si è scritto gli appuntini? Sì, me li sono scritti per non dimenticare a nessuno, perché tutti indistintamente sono stati importanti, quindi oltre i presenti Sergio Franceschini, Francesco Spabinato, Pippo Palazzolo, Antonio Mezzocapo, Andrea Cristoforo, Marcello Reale, Michele Spina, Giuseppe Fazio e Piero Sgarano. Grazie a tutti, perché il successo si costruisce a luglio e insieme l'abbiamo fatto a luglio. Perfetto, Grazie Marzio, però abbiamo dimenticato Entonivella. Entonivella è la parte più importante. Ai. Marzio, difendi tu Entonivella, No, vai, difendo, 20 secondi anche per te. Anthony è grande, capace, una persona amabile, simpaticissima, è un piacere lavorarci. Il perno. E io ringrazio anche il Presidente Ampuso per le belle parole spese per me e per noi. Una parola anche, sottolineo i meriti dei nostri giocatori, ragazzi intelligenti e disponibili, perché ragazzi che hanno calcato anche categorie importanti, umilmente sono stati il 13esimo e il 14esimo quando il mister chiedeva di farlo. Bravo a loro, abbiamo imparato anche noi quest'anno da loro umanamente e anche professionalmente. Benissimo, allora per premiare questo team straordinario che ha vinto il campionato di prima categoria a grandissima richiesta e poi quasi in chiusura con il calcio a 5, guardiamo questo video che insomma racconta in maniera molto breve la cavalcata vincente del Città di Valverde. Watching us now, it's a little intimidating, but since there's no way to calm down, let's give them something amazing. Let's make them remember using one word: incredible. Let's make them remember we were incredible, simply incredible. We even counted us out. We weren't sure we'd make it, but we've learned no matter what they dish out, it's nothing we can take it. We'll go down in history. They'll describe our love as incredible. Oh, incredible. Let's make them remember we were incredible, simply incredible. Everybody sing on, sing Let's make them remember how to describe our love. Let's give them something amazing.
Ancora complimenti alla città di Valverde, siamo quasi in chiusura, dobbiamo dare subito il tabellino dell'ultimo girone che trattiamo e che abbiamo trattato in maniera continua in questa stagione 2013-2014 sulla prima categoria. Parliamo del girone G. Girone G, veloce, vai. Sì, Ettore, i verdetti erano già stati decretati la scorsa settimana con il Belvedere che ha raggiunto la promozione. Marina di Ragusa, Megara Augusta e New Pozzallo, Sporting Eubea saranno le due semifinali di playoff. Benissimo. In coda si salva il Frigintini che è l'unica delle ultime 4 a vincere, quindi scavalca Augusta ed Ellenica e le spedisce in seconda categoria. Perfetto, questo per quanto riguarda la prima categoria. Adesso velocissimamente anche il tabellino del calcio a 5 in chiusura della puntata e come al solito Alessio è pronto a darci un quadro completo. Sì, Ettore, stesso discorso per il girone G di prima categoria. L'Azzurri Palermo ha raggiunto la promozione in Serie B con una giornata d'anticipo e anche meritatamente. E, tra l'altro festeggia la propria promozione con una vittoria incredibile, 20-6 fuori casa contro la Real Calcio. Nissa Futsal MM Futsal, Arcobaleno Ispica, Arbor Sporting Club, le due semifinali playoff, Ennese Futsal Peloro, Mabonat e Virtus Termini, lo sapevamo già la scorsa settimana, andranno a fare i play-out con le 4 vincenti dei play-off dei 4 gironi di C2. In C2 vanno infine Futsal Catania e Real Calcio. Complimenti perché come al solito sei sempre veloce e dettagliato. Siamo ai saluti finali. Allora, intanto abbiamo già avuto modo di vederlo in tribunetta fuori diretta, adesso ce l'abbiamo inquadrato. Presidente, cos'è una mascotte ufficiale del città di Valverde? Non si è persa una partita quest'anno. Si chiama? Robertino. Robertino, bene. Non si è persa una partita in casa e fuori casa, ci ha portato fortuna. Presidente, abbiamo gli ultimi 15 secondi e la parola la dobbiamo dare a lei perché deve darci a questo punto un augurio finale, chiaramente anche in prospettiva per il città di Valverde. Ci siamo dimenticati di un Ciccio Cucè che fa parte del nostro team. Uno dei tanti nomi che ha dimenticato. Io volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale di Valverde, sì, con a capo il sindaco Saro D'Agata, Luigi Torrisi e Gaetano Spina, nonché il vice sindaco, ci hanno dato la possibilità di poter giocare in quel campo. Sappiamo che il momento non è tanto bello, è drammatico per tutti, certo, però ci hanno preso, ci danno una grossa mano d'aiuto. È un appello, il sogno è diventato realtà, speriamo però che il sogno continui. Il vicepresidente è battagliero, sì. Speriamo che ci danno la mano d'aiuto a livello economico e nel campo sportivo, e questo è importante. Ne ha di bisogno, non c'è un campo peggiore di Valverde, credetemi. Immagino. Che è la realtà dei fatti. Detto dal Presidente. Ed è dal Presidente ancora peggio. Io voglio fare in modo che tutti possano dare un saluto finale. Luigi, prossimo anno conferma per Valverde? La devi fare a loro la domanda. Facciamo la domanda alla dirigenza, vabbè, chi tace acconsente. Roberto, prossimo anno di nuovo a Trecastagni oppure di nuovo a girare la Sicilia? No, ormai quei tempi sono passati. Quindi meglio abbiamo fatto un'altra scelta. Ci si ferma a Trecastagni per un bel progetto anche importante. Speriamo di sì. Marzio, che facciamo? Prossimo anno confermiamo questo staff tecnico? Ne avete già parlato in società? No, in questo momento è il momento della festa. Bravo, sono d'accordo. Godetevela fino alla fine. Tutti insieme, da maggio si ragionerà. Godetevela fino alla fine. E a Trecastagni la festa è già partita da qualche settimana, adesso vi siederete in società, presidente, direttore tecnico, mister. No, ancora non è finito, Ettore, la stagione, ancora siamo in corsa per la Coppa Italia. Però insomma la cosa più importante l'avete già conclusa. Sì, vabbè, però quando vai l'appetito vi sta mangiando. Certo, che fanno? No, onorate. È da 2 mesi che aspettiamo il corso quando si inizia a fare di nuovo la Coppa Italia, però non è che ancora non si sa niente. Non si sa niente, va bene. Questo Allora, un in bocca al lupo anche per la Coppa Italia. Salutiamo anche Alessio, che rivedremo chiaramente la prossima settimana di nuovo con il commento sulla prima categoria. Una buona settimana a tutti i nostri telespettatori e anche ai nostri ospiti. Che vedo già chiacchierare. Salutiamo anche la nostra Giulia. Grazie Ettore, saluto tutti i telespettatori, auguro un buon inizio settimana, ci vediamo domenica prossima. Noi vi ricordiamo che se volete rivedere la puntata di Penalty che avete appena visto in diretta su Sesta Rete, basta cliccare sulla pagina Facebook
di penalty, e se volete avete modo anche di vederla in streaming ogni domenica in diretta a partire dalle 19:30, la replica alle 23 e la replica anche lunedì mattina a partire dalle 8:30. Per andare sullo streaming di Sesta Rete basta cliccare www.sesterete.org. Appuntamento alla prossima settimana.